Inizia, qui saluti due beduini che nel dubbio ti sganciano qualche milione solo perché gli fai qualche sorriso e gli stai simpatico, quindi è sempre cosa buona e giusta, ragazzi. Se vedete dei beduini in giro, salutateli, compiaceteli che loro, loro ne hanno in abbondanza. Intanto qui curiosi, fotografi, mamma che ansia. Oh, beduino barra suora, non si capisce se è la suora o è un beduino perché l'abito è lo stesso. Infatti anche Carson ride, dice oh qui, ma perché? Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi ci andiamo a vedere la partita incriminata dove Carlsen insomma ha annunciato di aver perso la partita perché è stato distratto dall'orologio che c'è sul polso sinistro del suo avversario, e andremo a vedere le espressioni, le facce che commetterà, che farà Carlsen durante questa partita. Ovviamente questa è la partita integrale che è stata caricata sul canale YouTube di Chessbase India, dura 2 ore e 50, noi non staremo qui 2 ore e 50, ma cercheremo di andare a cogliere i momenti più salienti. Quindi se siete pronti io farei play e andrei a vedere un pochettino questa partita. Allora, qui intanto possiamo vedere lo sfidante che era già alla scacchiera che aspettava Carlsen, canonica stretta di mano, e si attende che l'arbitro dia il via. Qui stanno compilando nome e cognome, luogo del torneo, insomma solite cose. Come potete vedere la scacchiera è elettronica perché vedete che c'è un cavo sotto, e quindi grazie a scacchiera elettronica loro possono trasmettere in diretta le mosse che fanno. Guardate l'orologio, eccolo, magari lo sta tarando, sta cercando di attivare Stockfish 15. Braccialettino dall'altro lato dove può comandare. Sì, in effetti ora, cioè, non per dire, però c'ha tanto sto tic di toccare l'orologio. Ovviamente si capisce che è un orologio analogico normalissimo, comunissimo, e in più c'è anche appunto questa inquadratura. Loro sapevano di avere qui l'inquadratura a lato, quindi se ti metti a fare giochini con l'inquadratura sotto gli occhi di tutti saresti veramente poco furbo. Carlsen intanto sta scrivendo la Divina Commedia. L'avversario, come ho detto anche nel video di ieri, diciamo, in un'intervista ha detto che si stava preparando col suo allenatore, e quello che pensavano e quello che l'allenatore gli diceva è: andiamo ad una patta, non pensiamo di vincere, ma già la patta col Carlsen sarebbe eccezionale. Qui soliti applausi di rito, qui solite gente che parlano che nessuno li ascolta mai, che due balle quando parlano gli organizzatori prima del primo turno, che poi adesso parla il sindaco, adesso parla il vice sindaco. Va bene, ma fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ok, Carlsen si beve la sua bottiglietta, non plastic free, attenzione, Carlsen non è plastic free. Va bene, vediamo quando inizia. Qui saluti due beduini che nel dubbio ti sganciano qualche milione solo perché gli fai qualche sorriso e gli stai simpatico, quindi è sempre cosa buona e giusta, ragazzi. Se vedete dei beduini in giro, salutateli, compiaceteli che loro, loro ne hanno in abbondanza. Intanto qui curiosi, fotografi, mamma che ansia. Oh, beduino barra suora, non si capisce se è la suora o è un beduino perché l'abito è lo stesso. Infatti anche Carlsen ride, dice oh qui, ma perché? Perché fanno ste robe qui? Perché? Perché non sapete neanche come si muovono i pedoni? Perché fate ste cose? Il grande maestro sfidante ovviamente dice: senti, fammi fare a me che, fammi fare a me che io sono il grande maestro, non tu. Va bene, solite cose eccetera. Mamma che ansia ragazzi, ma voi immaginate, mettiamoci nei panni del gran maestro. Tra l'altro com'è che si chiama il nome? Ce l'ho da qui. Suleimanov, qualcuno lo chiama Suleimanov, invece Suleimanov. Eccolo qui, inizia la partita, il nero mette in moto l'orologio del bianco e apre con D4, quella che noi diciamo essere l'apertura giusta, no? Che il mondo scacchistico si divide tra i 4 e D4, e la partita, scusate il gioco di parole, Carlsen inizia a pensare. E già qui si tocca l'orologio, arriva a cavallo F6, la mossa prediletta, dopo D4, C4 all'istante. Guardate con quale precisione mette i pedoni esattamente al centro della
Scacchiera, e qui Carlsen. Tra l'altro, dove guarda? Dove sta guardando? Ha gli occhi chiusi. Ha gli occhi chiusi? Sta pensando. Mi sembra che abbia gli occhi chiusi. Sì, sì, perché ovviamente non può essere in crisi la seconda mossa. Ha gli occhi chiusi e sta provando a pensare, adesso li ha aperti. Probabilmente sta pensando veramente alla storia dell'orologio, eh? Eccolo qui l'orologione. Penso che se ora mettesse in vendita quell'orologio che varrebbe milioni di euro, perché ormai è diventato penso l'orologio più famoso del mondo dopo ieri, anche l'avversario si fa un bel sorsetto. Carlsen pensa, a cosa sta pensando? Allora, durante la partita, che l'abbiamo vista ieri nel video di ieri, imposta una ovest indiana e come anche ha detto qualcuno nel commento, raramente si vede una ovest indiana ad altissimi livelli, la giocava Karpov, ma noi sappiamo che Karpov appartiene un po' a quell'epoca in cui i motori dovevano ancora prendere il sopravvento negli scacchi. Si tocca, polsini, orologino, ciuffo, non si sa mai che nel ciuffo esce fuori una mossa speciale. Chissà cosa sta pensando Suleimanov. Ecco, la cosa che mi piace e che ho notato è che i giocatori non si guardano mai negli occhi, cioè tipo anche lui, no? Il bianco che sta aspettando 3 minuti che il nero faccia la seconda mossa, non ha mai alzato lo sguardo. Ecco, è una cosa che anch'io cerco di non fare mai perché lo vedo come segno di sfida. Quando tu alzi lo sguardo e guardi negli occhi il tuo avversario, che poi in realtà mai vi troverete a guardarvi negli occhi perché uno guarderà la scacchiera, penso che sia una cosa brutta e poco educata nel gioco degli scacchi perché la battaglia è sulla scacchiera, è inutile che mi guardi in faccia. E invece cosa che vedo che Niemann fa praticamente sempre. Niemann ogni 2 secondi muove, deve guardare negli occhi l'avversario, se no si sente morire. Va bene, io direi che possiamo skippare qui, che dite? Andiamo un pochettino avanti? Andiamo un pochettino avanti perché la situa è questa qui. Il bianco... Oh, il bianco ogni mossa, eh? Ogni mossa... Orologino. Ok, non capisco questa gestione del tempo di Carlsen. Davvero qui non aveva in mente di cosa fare perché, diciamocelo, qui sicuro Carlsen si era preparato contro questo giocatore. Va bene che per lui è una mezza sega, è solo un gran maestro a 2500 punti, ma si era preparato sicuramente per giocare contro di lui. O a meno che Suleimanov non abbia fatto un'apertura diversa dal solito, che abbia un pochettino sorpreso Carlsen, ma non penso, onestamente. Ora non conosco lo stile di gioco di Suleimanov, non conosco il suo repertorio, ma credo che sia andato su cose che conosca molto bene, perché saresti un pazzo a giocare contro Carlsen e improvvisarti aperture, no? Va bene, ma andiamo un pochettino avanti perché sono qui sono 2 ore e 49, intanto curiosi. Ecco, questo c'ha ragione Carlsen, guarda c'è gente lì che ogni tanto, ok, sono fotografi, però c'è gente in giro con lo smartphone così che riprende, ok, sono accreditati, ho visto che hanno il badge che sono accreditati, però c'è veramente un botto di gente, cioè se io giocassi a scacchi lì e c'ho quello lì di fianco che sta parlando con uno, si vede che sta parlando con uno, sta cazzeggiando, quello dietro che c'ha uno smartphone in mano, quell'altro che passeggia di lì. Secondo me è impossibile concentrarti. C'ha lì 2 beduini e il beduino di destra c'ha lo smartphone che sta facendo qualche cosa, sta giocando a qualcosa a Tetris con l'altro. Secondo me c'è poca serietà in questo contesto. Guarda che caos. Come fai a giocare così? Cioè, veramente devi avere una forza enorme per estraniarti, perché guarda che bordello. Anche la tipa, c'è la tipa qui che c'ha anche lei il telefono in mano, ce l'ha lì così. Non lo so. Presumo e spero che ci sia un silenzio allucinante, però c'è veramente tanto via vai. Ogni 2 secondi succede qualcosa tra fotografi, organizzatori, gente con lo smartphone in mano, beduini che parlano. Guarda, no, i beduini stanno parlando, eh. I beduini dietro stanno parlando, vedi? Gesticolano anche con le mani. Guardalo, guardalo. Come fai a giocare così? Quanti metri saranno lì? Saranno 4-5 metri di distanza. Madonna, io non ce la farei a giocare così. Ragazzi, investimento per i vostri tornei. Tappi per le orecchie, quelli per dormire. Guarda il beduino che continua a parlare. No, dai, non si può giocare così. Come si fa a giocare così? Allora, io sono molto... su queste cose sono molto talebano e io mi arrabbio. Io vado dall'organizzatore o tiro giù un'urlata e li avrei fatti finire di parlare. Sono la persona più buona del mondo, ma su ste robe qui, un torneo di scacchi si sta in silenzio. Guarda come continuano a parlare quei beduini!
Ma nessuno gli dà una testata o gli ruba i sandali, ruba il sandalo, vedi come si... Va bene, detto ciò, ok, non stiamo più seguendo la partita perché stiamo commentando il via vai incredibile che c'è lì dietro, quindi veramente cioè non mi viene difficile pensare che Carlsen abbia avuto problemi di concentrazione, vuoi che sia l'orologio, vuoi che sia... Però c'è un casino allucinante, ragazzi. Cosa ne pensate? Scrivete qui sotto cosa ne pensate, perché io sarei già impazzito. Anzi, io sarei impazzito ad essere in Suleimenov, che gioco contro il campione del mondo, ho la mia unica possibilità nella mia vita e mi ritrovo in una situazione di questo tipo dove ognuno fa quello che vuole. Veramente, secondo me, da questo punto di vista, Carsten aveva ragione. Troppo lasciato così alla carlona, gente che passava, chi giocava con lo smartphone. Su questo c'ha assolutamente ragione. Poco professionale. Poco professionale. Andiamo un pochettino avanti, se siete d'accordo, e ci andiamo a vedere il momento in cui arrivano i momenti salienti. Qui siamo ancora in apertura, ma andiamo un pochettino avanti. Ok, qui ancora in apertura, tutto tranquillo. E arriverei al momento in cui arriva cavallo G5. Vediamo se riusciamo a beccarci il momento di cavallo G5. Ok, se vedete ogni tanto... Se vedete ogni tanto che manca una persona alla scacchiera è perché, per chi non lo sapesse, durante un torneo uno quando tocca ovviamente all'avversario, quindi quando hai già fatto la mossa e tocca all'avversario, tu puoi prendere, alzarti e fare ciò che vuoi. Puoi andarti a mangiare un panino, puoi andare in bagno, puoi fare quello che vuoi. Altri curiosi intanto che si avvicinano perché tanto non ce ne sono abbastanza. Ovviamente la scacchiera di Carlsen è la più trafficata e andiamo ancora avanti. Intanto è ritornato sull'Eimenov, andiamo avanti, voglio beccarmi cavallo G5. Voglio beccarmi cavallo in G5, vado ancora avanti, siamo all'incirca a metà partita. Siamo all'incirca a metà partita, ok, Carlsen si è andato a sgranchire le gambe. Scusate se sto così freneticamente, sto cercando un punto preciso perché qui è tutta tranquilla la partita. Ok, è passata un'ora e mezza dall'inizio della partita. Ok, sto mandando ancora avanti, un'ora e 40. Un'ora e 45. Sto aspettando cavallo G5. Ok, è arrivato quell'altro cavallo che è andato lì davanti ed è già buona, però secondo me tutto parte da cavallo G5. Eccolo. Vediamo quando... Eccolo. Carlsen sta pensando, la mossa aspetta il bianco e il bianco fra poco gioca cavallo G5. Quel cavallo lì del re lo porta in avanti, vediamo, ci sta pensando, lo sta guardando. Ok, la posizione del nero è piuttosto difensiva, tutti i pezzi in ottava traversa e nessun pedone sul centro scacchiera. I pedoni più avanzati di Carlsen sono al massimo sulla sesta traversa, cioè pedoncini, quello che viene chiamato il piccolo centro, mentre invece il bianco ha... Eccolo, bam, bello. Cavallo G5 è una mossa bellissima. Quel cavallo lì sembra veramente... Tra l'altro è sospeso, nessuno lo difende quel cavallo, ma c'ha un potenziale d'attacco incredibile. E intanto i curiosi arrivano. La cosa più brutta di tutte che ti possa succedere è quando tu stai perdendo, stai giocando una brutta posizione, perché tutti noi abbiamo insomma un ego, una dignità, e arrivano i curiosi a vedere. A me nel mio piccolo succede, ma molto nel mio piccolo, perché qualcuno nei tornei mi riconosce, ah tu sei quello di Mattoscacco, quindi si fermano a vedere le mie partite e quando non so, stanno vedendo partite dove sto andando male, mi rode il doppio. Mi rode già perché sta andando male, probabilmente la perderò, ma quando poi si forma la capannina di gente che tutti stanno a assistere alla mia sconfitta, mi rode. Quindi immagino Carlsen che abbia questa roba amplificata per 1 milione. Ok, qui sta pensando. Sta pensando forse se scacciare o no quel cavallo con un H6 magari. Però ricordiamoci che ogni spinta del pedone dell'arrocco lo indebolisce, quindi se non è totalmente necessario non si fa. Ok, qui ci pensa. Andiamo un pochettino avanti. Voglio vedere ora il secondo momento in cui c'è il sacrificio del cavallo in F7. Stiamo per andare verso la fine. Deve arrivare prima donna B3 del bianco.
Donna B3 del bianco è arrivata, la prossima, se non mi sbaglio, è il sacrificio del cavallo. Però adesso tocca a Carlsen, che è il nero, quindi andiamo avanti, aspettiamo che toccherà al bianco, che farà il sacrificio. Tocca ancora al nero, tocca a Carlsen, che adesso muove e se ne va e si alza, giusto? Vediamo la mossa, ok, alfiere 7 per attaccare il cavallo, guardate che l'alfiere 7 attacca il cavallo in G5 e secondo me non ci pensa tanto perché l'aveva già preparata quando ho giocato Donna B3, l'aveva già preparata sull'Emenov e guarda qui guarda il punto in F7, adesso Carlsen si alza, poverino Carlsen ritornerà e si troverà la scacchiera con il cavallo in F7. Curiosi, intanto curiosi, sull'Emenov dice lo sacrifico il cavallo su F7 sì o no? Sta guardando quel punto lì. Sta guardando. È una decisione, questa è la decisione che ti cambia la partita. Ok, puoi giocare tranquillo. Cioè, io penso che qui abbia avuto il cuore a 1000 perché quando vedi cavallo F7 e tutto ciò che comporta, non solo cavallo F7, re per F7, C per D5, alfiere per D5, sacrificio di qualità, torre per D5. Qui la sta pensando, la sta ragionando, la sta partorendo. Questa è la mossa più decisiva della partita, cioè da qui non si torna indietro. Nel momento in cui fai cavallo per F7 non si torna più indietro. Suleimenov ci pensa ancora prima che torni Carlsen. Vediamo, eccolo, sta per fare, sta per allungare il braccio, qui arriva il curioso, vediamo se il curioso si riuscirà a beccare il sacrificio, che poi quel curioso lì magari sarà un gran maestro, magari Nakamura. Nakamura mette spesso quelle camicette lì, quindi potrebbe essere anche lui. Ci sta, secondo me è Nakamura quello, voi che dite ragazzi? Potrebbe essere lui? Quella è camicetta da Nakamura proprio. No, non ci posso credere, raga, è passato uno... È passato uno lì avanti che c'era ancora l'etichetta delle scarpe nuove. No, mettiamo indietro di qualche secondo. Guardate in alto a sinistra. Ok, qui quando ho sollevato il braccio, adesso arriva questo qui che sarà Nakamura o un'altra persona. Ma guardate chi arriva in alto a sinistra. Guardate in alto a sinistra arriva uno che ha l'etichetta ancora sulle scarpe. Forse non sa che si toglie una volta che le acquistate. O potrebbe essere anche un capo di moda, perché oggi la moda vedi talmente cose strane. Sta arrivando, guardatelo! E vedete l'etichetta che si muove? No, non ci credo, dai. Beduino intanto... Ah no. Ok, gente sempre curiosa. Vediamo se arriva questo cavallo F7. Vedete che i beduini da lì dietro non ci sono più, se sono andati, si sono rotte già le balle, la loro concentrazione è arrivata al limite. Guarda, c'hanno i soldi, ma spesso sono dei rozzi incredibili. Però ti comandano perché c'hanno i soldi. Suleimenov è lì, e lì si tocca un po' l'orologio, dice orologio, che dici, la faccio questa mossa o no? Qui si tira fuori. Se la sta pensando, sta partorendo. Cavallo F7 arriva, bammete. Bammat. Fatto. Cavallo F7, ora dovrebbe arrivare Carlsen perché ha visto da lontano che l'avversario ha fatto la mossa. E vediamo se l'aspettava o no. Voglio vedere la faccia di Carlsen quando torna. Vediamolo. Eccolo. Scrive subito la mossa. Se l'aspettava o l'ha vista da lontano o se l'aspettava. Cavallo F7. Ok. Bisogna capire se quel cavallo catturarlo con re o non catturarlo. Vediamo se Carlsen si fa qualche domanda. In realtà non ci sono troppe altre mosse, perché se non lo catturi la partita finisce comunque un disastro, quindi secondo me sei praticamente esatto. Accetta il sacrificio, re in F7 e adesso subito Suleiman va con la sua combinazione che ha pensato nella sua testa. Qui arriva il curioso. Secondo me è troppo vicino, ma raga, ma siete troppo vicini. Infatti Carlsen guarda il fotografo, guarda quello lì, e secondo me sarà magari anche la prospettiva, ma la gente no, credo sia la prospettiva, perché lì forse c'è una linea che non si può superare, credo che ci sia una linea che non si può superare, comunque sia c'è troppo casino.
Urco, urco. Adesso Carlsen andrà con l'alfiere, portiamo un pochettino avanti. Andrà a catturare con l'alfiere, sta ragionando. Andrà a catturare col pedone centrale con l'alfiere. E Suleimano sembra sicuro, sembra convinto di sé. Sembra assolutamente convinto di sé. Carlsen inizia a avere i bollori, lo capisco. Dice, porca vacca, in che situazione mi sono cacciato. Cerca di ragionare e vediamo quando arriva Alfiere. E qui ce l'ha pensata un po', eh. Curiosi vedono Carlsen in difficoltà. Andiamo un pochettino avanti, vediamo. È arrivato, aspetta, era già arrivato. Tornò indietro. Arriverà Alfiere per D5. Questa è stata giocata in partita. Arrivano curiosi. Ecco, l'alfiere per D5. Suleimenov credo che continui dritto per la sua strada. Subito. Incredibile. Sacrificio di qualità. Torre per D5. Con quale sicurezza? E qui sei praticamente obbligato a prenderti la torre, se no è la fine. Wow. Guarda, curiosi. Ora ci sono curiosi perché il re di Carlsen è esposto. Guarda quanti curiosi, si inizia a creare la capannina, perché poi quando c'è rete di matto, robe sacrifici strani, si crea la capannina. Quelli sono altri giocatori che stanno giocando la loro noiosissima partita sulle loro scacchiere, ma su questa scacchiera sta accadendo veramente il finimondo. E qui Suleimenov ci ragiona. Cosa gioca qui? Non ricordo. Gioca Donaper. Donaper, scacco, re subito. Ok. Wow. Ok, andiamo un pochettino avanti. Siamo agli sgoccioli, ma andiamo avanti la partita. Quando arriva il cavallo... Manda avanti. Carlsen è un po' la faccia un po' da cane bastonato, È brutta come situazione. C'è la donna che inchioda il cavallo, dietro c'è il proprio re. No buono ragazzi. No buono. Andiamo avanti ancora un po'. E arriviamo alle battute finali. Quando arriva il cavallo di Suleimenov all'attacco, che adesso lo muove. Eccolo lì. Vediamoci questo cavallo. L'ha appena fatta, eccolo qui. Adesso arriva il cavallo anche in attacco. Vai che arriva. Cavallo. Cavallo F5. Curiosi che si fermano, vedono un super attacco. Cavallo F5. E qui arriva il disastro. È tosta come situazione. Tosta. Andiamo verso la fine. Quando arriva anche addirittura cavallo H6 a un certo punto. Qui, siamo alla fine. Ok, alfiere C4 scacco, il re è andato nell'angolino. Guardate come Carlsen muove in fretta, probabilmente deve recuperare un po' di tempo, ma è anche un po' scazzato, no? Quando sai che non hai niente da perdere, muovi lampo, almeno cerchi di giocare magari anche sul tempo, no? Fare una sorta di gioco psicologico. Urco, cavolo H6, che mossa. Minaccia di matto in F8, regina che scende e si cattura l'alfiere. E qui ci sono tante minacce, troppe. C'è anche minaccia cavallo F7 scacco. Capannina di curiosi. Qui è andata, raga. È andata. Vediamo se Carlsen... Vediamo quando abbandona. Ok, niente. Stoppano, mettono il re. Prima il re al centro, perché su scacchiera elettronica devi segnalare chi ha vinto. Se ha vinto il bianco, ha vinto il nero.
Ok, poi si mettono a posto i pezzi perché chi gioca dopo di voi è giusto che trovi i pezzi a posto, si fa per correttezza. E guarda come Carlsen invece mette a posto i pezzi, ma non prende neanche il formulario, non lo consegna neanche all'arbitro. Si è presa sta coppia qui, buonanotte, arrivederci a tutti. Sì, ovviamente sei molto scazzato. Il bianco invece ha fatto la partita della sua vita, è la persona più felice del mondo, si alza e adesso andrà a festeggiare tutta la notte. Wow! Wow, ragazzi, spettacolare, spettacolare partita e niente, vedremo come andrà questo torneo. Ci aggiorniamo.